Salve a tutti, l'approfondimento di oggi è dedicato al telefono amico. Ne abbiamo già parlato ieri, sono venuti i rappresentanti dell'Associazione di Venezia Mestre per lanciare un appello disperato, hanno bisogno di una sede, il Comune sta tagliando un po' tutto e li ha ridotti a una sola stanza e questo non va bene perché molte telefonate di quelle che ricevono sono telefonate particolari che esigono una certa privacy e non possono operare in una sola stanza. Abbiamo qui con noi Michela Marton, che è la presidente del Telefono Amico di Venezia Mestre. Buongiorno. Insomma, speriamo che questo appello in qualche modo qualcuno lo ascolti. Se non è il Comune, comunque potrebbe esserci anche qualche altra associazione che potrebbe essere interessata ad aiutarvi, che magari è finanziata dalla Regione. Voi vi autotassate, siete in grado di pagare un affitto ed è insomma davvero sarebbe molto incivile se non poteste essere aiutati in questa vostra attività. Un'attività che dura da 45 anni e in particolare chi si rivolge a voi? Allora, sì, la nostra attività in Mestre dura da 45 anni. Adesso dal 2006 ci siamo associati al numero unico, 199 284 284, rispondiamo dalle 10 alle 24 tutti i giorni. E chi ci chiama? Ci chiamano persone sole, persone che hanno bisogno di poter parlare con qualcuno, persone che hanno disabilità e quindi non possono muoversi e non hanno nessuno con cui confidarsi. Ci chiamano anche molte persone che hanno problemi di carattere psichico, ultimamente moltissimi, da persone diciamo, che hanno semplici problemi così di ansia, di qualche patologia leggera, a persone molto più gravi, con patologie gravi e disturbi seri. E molto spesso ci dicono che i centri di igiene mentale danno il nostro numero proprio per poter dare a loro una possibilità di parlare con qualcuno, perché queste persone sono comunque persone che hanno bisogno di parlare e nessuno le ascolta, perché ovviamente è difficile ascoltare queste persone e quindi noi siamo lì anche per loro. Beh, è strana questa cosa, cioè gli uffici di igiene mentale dicono di rivolgersi a voi, è un po' strana questa cosa, nel senso che dovrebbero essere loro per primi, no? Così in prima linea nell'affrontare queste persone. Ma a noi fa piacere che ci considerino un supporto importante per la società. Però siete un gruppo di volontari e voglio dire, no? Chi è pagato per farlo non lo fa o non può farlo perché forse... A noi queste cose per noi non hanno importanza, l'importante è aiutare le persone e farle sentire bene. Cioè è bellissimo dopo una telefonata, alla fine insomma sentire queste persone sono più rilassate, sono più tranquille, hanno raggiunto una serenità e per noi è già una soddisfazione. Ecco, non stiamo lì a vedere chi sono o chi, anche perché il nostro servizio proprio non è mirato, non è finalizzato a un determinato target. Da noi possono chiamare maschi, femmine, dagli 10-11 anni ai 99. Per cui, come sono cambiati nel corso di questi 45 anni, perché voi operate da 45 anni, che tipo la tipologia di persone che si è rivolta a voi? Ci sono delle tipologie in aumento, ecco, rispetto agli anni scorsi, appunto dicevo malati psichici o comunque con problemi. Ecco, ma negli anni scorsi invece che si rivolgeva a voi? Ma persone anziane, persone sole, persone che magari avevano solo voglia di raccontare qualcosa che gli era successo. Adesso invece si avverte molto di più il disagio che la società ci crea. Quindi, anche imprenditori? Qualche volta sì, qualche imprenditore e soprattutto persone che minacciano di dire basta, la faccio finita, non ne posso più. Ho tentato il suicidio, ecco queste sono in aumento ultimamente, quindi diventa per noi difficile, ci stiamo formando sempre di più per rispondere anche a questo tipo di telefonate. Ecco, come reagite? Che tipo di conforto fornite? Beh, il conforto è quello che ci insegna l'ascolto attivo, noi partiamo da una cultura che fa capo a Carl Rogers, quindi all'ascolto attivo, empatico, quindi cerchiamo di stare vicino alla persona, di fargli capire che comprendiamo le emozioni e da qui poi parte un viaggio con la persona, se è disponibile a farlo,
nel starle vicino e nel poi cercare di darle un aiuto in base al problema che ha o la situazione che vive, senza dare consigli e senza dare giudizi soprattutto, perché quelli non servono. Diamo il numero di telefono che magari se qualcuno non lo conosce magari lo può utilizzare. Sì, allora il nostro numero è 199 284 284, attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24. Ecco, ripetiamolo magari. 199 284 284. Ecco. Speriamo davvero di poter aiutare qualcuno che magari ha davvero bisogno di conforto e si sente solo e non ha ancora pensato di rivolgersi al telefono amico invece di pensare a gesti estremi e speriamo, soprattutto lanciamo un appello a tutti affinché si trovi una sede davvero adeguata per questa associazione che davvero è un'associazione encomiabile per l'impegno, visto che si tratta soprattutto di volontari che si autotassano per aiutare tutti. Grazie. Grazie a voi.